Mondo Convenienza sbarca per la seconda volta nell'isola, lo fa in prima battuta a Sassari a maggio e poi adesso a luglio, quindi quest'oggi apre Sestu. Giorgio Bonaventura, che si occupa dell'area manager dell'azienda romana, come mai avete investito qua in Sardegna, quindi l'apertura di questo secondo store? Allora, per noi è importante essere presenti su tutto il territorio e in questo senso quale migliore occasione se non essere presenti sulla forse più bella isola presente in Italia. Quindi nel corso di questi mesi abbiamo voluto essere presenti appunto con un punto al nord e uno qui a Sestu Cagliari. A Sassari e a Predanieda avete assunto quante persone? Si parlava di un centinaio. Allora, su Predanieda sono 60 assunzioni dirette con Mondo Convenienza, mentre qui a Cagliari, a Sestu, sono 120. Voi parlavate a microfoni spenti della vostra forza soprattutto nella comunicazione, quindi far capire alla gente, ai clienti la vostra presenza. Quanto avete investito in questa operazione, ad esempio qua nell'isola? Diciamo che non pensiamo a quanto investire in termini economici, per noi è importante essere presenti e vicini alle persone con i nostri eventi e con il nostro marchio all'interno delle città. Avete avuto forse qualche timore rispetto agli altri competitor già presenti nel Cagliaritano, ad esempio Ikea, piuttosto che altri store, punti vendita simili al vostro? Diciamo che noi rimaniamo fedeli a quella che è la nostra linea, a prescindere dai competitor. La linea è quella di essere, appunto, come ho detto poco fa, anche a livello di prodotti vicini ai nostri clienti. Per l'apertura di Sestu un mese intero di campagne pubblicitarie e di comunicazione, perché puntate molto, come avete ribadito, al contatto diretto col cliente. Esattamente. Oltre quello anche investimenti sulle persone assunte proprio del territorio. Tutte le persone che fanno parte del punto vendita di Sestu sono persone che abitano a Sestu, a Cagliari o in zone qui vicine, e per loro ci sono stati circa 3 mesi di formazione. Questo è un bacino d'utenza, questo appunto di Sestu alle porte di Cagliari, che promette bene. In questa arteria, l'ex 131, ci sono davvero già parecchie aziende, anche simili alle vostre. Ecco, questo farà ancora da volano per questa zona, secondo voi? Sì, questa è una bellissima zona che serve tutta la parte metropolitana di Cagliari e tutta la parte della sud, diciamo, della Sardegna. E volevamo essere presenti in questa zona con tutti i competitor, con tutte le grandi aziende che sono qui appunto insieme con noi. E infine la parte relativa proprio alla startup della vostra azienda qua sempre a Sestu, una 3 giorni dedicata a eventi, concerti, degustazioni e area baby parking. Ce ne parlate un po'? Sì, diciamo che è in linea con quello che abbiamo detto poco fa, essere vicini alle persone che avranno il piacere di venirci a trovare, anche potendo regalare loro delle giornate di gioia, degli eventi anche per tutta la famiglia, quindi chiunque vuol venire è tutto gratuito e vi aspettiamo a braccia aperte.